senza... Va ora in onda È tutto un magna magna. Cucina all'italiana con Sammy Varin. Mai arrendersi signori, quando siete un po' demoralizzati, avete problemi d'amore, affari, lavoro, fatevi una bella mangiata, una festa, una sagra, la tradizione del nord, del centro, del sud, torniamo a frequentare le sagre di paese, mica quelle grosse infestate da un fracco di gente con le code, no, roba locale, roba conosciuta dai cittadini, dagli abitanti di quel paese, di quella città, e che molto spesso appena ti allontani di qualche decina di chilometri nessuno si sognerebbe di parteciparvi perché non lo sanno. E questa trasmissione serve apposta a codesta cosa. Ancora il buongiorno da Sammy Varin e anche la buona domenica per chi ci segue nella replica della domenica alle 12:30. È tutto un magna magna, sono feste popolari, sagre popolari, quasi sempre mangerecce, ma non sempre, a volte c'è anche la cultura. Perché Radio Libertà non può fare cultura? Chiaro che quando mi metti davanti queste cose, la sagra del coniglio in porchetta, che sembra una roba brutta, ma secondo me, cioè si mangia il coniglio e si mangia la porchetta. Cosa significa ciò? La 24esima edizione della sagra del coniglio in porchetta. Attenzione, questo weekend, sabato 13, domenica 14, lunedì 15, servizio al tavolo, si balla il liscio, ma soprattutto il coniglio in porchetta a Vaccarile di Ostra. Ditemi se sapete dov'è, non lo sapete, è chiaro. Per fortuna sono andato a vedere prima, siamo in provincia di Ancona, nelle Marche, che potrebbe essere anche un'idea per farci un weekendino, perché a quel punto si passa dalla collina alla montagna al mare. Vaccarile di Ostra in provincia di Ancona, questo sabato, questa domenica e questo lunedì, la sagra del coniglio in porchetta. Se qualcuno di voi sa cosa sia... La sagra della trippa e dei fagioli, sagra della trippa e di fagioli, detta in lingua, stand gastronomici, serate musicali, giochi e giostre per bambini, la Centinarola, sì, la Centinarola, lo so che sbaglierò, certamente, al parco di via Monfalcone, ok? Qui siamo nella zona di Fano, quindi sempre nelle Marche. Trippa e fagioli, sarebbe un concerto stupendo. 12, 13, 14 giugno, sempre in questo weekend, la festa del Colle, benvenuti in paradiso. Anche qui stand gastronomici, musica dal vivo, baby park, tornei di calcetto, bocce, burraco, esibizioni varie. Siamo a Iesi, Parco del Canocchiale. Quindi se andate nelle Marche in questo weekend praticamente ve li fate tutti questi appuntamenti. 11, 12, 13, 14 giugno siamo a Matelica, Macerata, quartiere Manozzini, la festa della lumaca. E anche qui, signori, non lo so se vi piacciono le lumache, fanno schifo, non fanno schifo, ma quando te le ritrovi nel piatto basta che non guardi, non le mangi, sono buone assolutamente. 11, 12, 13, 14 giugno, la festa della lumaca a Matelica, in provincia di Macerata. Roba buona, roba buona che non vi dice nessuno, come la festa della Crescia de Servià. E buona tanto, adesso mi vado a cacciare nei casini, ragazzi. La festa della Crescia 12, 13, 14 giugno,
Qui siamo a Servigliano, ok? Associazione Rione Porta Marina, sempre nelle Marche. E ripeto, queste sono cose che vi sto raccontando io, ma che non le trovate veramente da nessuna parte pubblicizzate. Non capiterà che nessuna radio nazionale, nessuna televisione vada a ricordarvi quest'altra, la 13ª sagra della trippa. Siamo invitati tutti noi tripponi, 12, 13, 14 giugno. Uno dice, ma la trippa è una roba estiva. Ma chi l'ha detta che è estiva? Chi l'ha detto? Rione Conceria a Fermo, sempre nelle Marche, 13ª sagra della trippa. Qui ci scappa veramente il weekendino, cioè farsi un weekend nelle Marche significa poi sabato e domenica ogni 2-3 ore ne frequentate una diversa. Dal 12 al 14 giugno c'è anche lo street food a Corridonia Macerata in via Enrico Mattei. Buffalo, se preferite Buffalo Music Festival, 12, 13 e 14 giugno. Decisamente ce n'è per tutte le tasche e anche per tutte le età. C'è persino il Rock Hop Fest, festival di birra e musica di qualità con 10 birrifici artigianali, area food, live, DJ set, sempre in zona Belvedere Donatori di Sangue, Potenza Picena, 12, 13 e 14 di giugno. Certo, quella più bella è la sagra del coniglio in porchetta, sicuramente un girettino solo per capire che cosa sia il coniglio in porchetta. Porchetta di coniglio? Aiutatemi, 340 6709 659. Attenzione, in provincia di Ancona, a Monte San Vito, località Le Cozze, secondo voi che sagra c'è? La sagra della cozza, 12, 13, 14 giugno, Monte San Vito, Ancona, signori, Marche a go go, a Montottone, la sagra degli gnocchi, 13 e 14 giugno, arrosticini, salsicce, patatine fritte a partire dalle ore 19 e la festa delle grazie a Tolentino, 12, 13 e 14 giugno. Sto guardando il menù. Gnocchi alla norcina, gnocchi al ragù della Vergara, grigliata mista, porchetta, agnello allo scottadito, la polenta rossa con papera. Mi perdonino gli animalisti, la papera nel senso che ci abbiamo fatto una papera, cioè si mangia la papera, polenta bianca, salsiccia e funghi, agnello sempre allo scottadito, grigliata mista, porchetta, cremini fritti e olive fritte. Se vi sto facendo venire fame, 12, 13, 14 giugno andate a Tolentino alla festa delle grazie. E prego, però a Corinaldo la festa della birra, 12 e 13 giugno, piazzale Risorgimento, musica dal vivo, piatti tipici bavaresi e naturalmente ottima birra. Ad Ancona, dal 15 al 21 giugno, la 50ª festa della primavera, parrocchia Tavernelle, c'è tutto il programma. La festa Madonna delle Panette a Monte San Giusto, da giovedì 11 a domenica 14, ogni sera tribute band e naturalmente stand gastronomici a partire dalle ore 20. La festa di Santa Maria Apparente, patrona di Civitanova Marche. Anche qui, signori, bella idea, già cominciata lo scorso sabato, ma poi prosegue anche oggi, domani, sabato e domenica. Palo dei Trampoli a Schieti di Urbino, 12, 13, 14 giugno, patrimonio immateriale. Sì, mi piacerebbe andarci sui trampoli, ma cadrei subito. Mani che si intrecciano, spettacoli, concerti di musica, mostre incontri, antichi mestieri, giochi di una volta, cucina tradizionale, balli popolari, mercatino artigianale, moto incontro, arcieri e aquile ducali.
unico in Italia. Roba introvabile, signori, a Schieti di Urbino, 12, 13 e 14 di giugno. Vi sto dicendo qualche cosa che non trovate da nessun'altra parte. E pazienza se c'è anche il quarto festival della frittella di Zia Maria, 13-14 giugno a Petrella, frazione, che cacchio ridi, di Ripa Transone, va bene? Io comunque la migliore è la 29esima sagra della Cozza, perdonatemi, io andrei qua direttamente alla sagra della Cozza. Dove andiamo? Mogliamo le Marche, vi ho fatto una pubblicità, ragazzi miei che mi seguite dalle Marche, questo weekend vi arrivano da tutta Italia. Andiamo ad Acquiterme? Molto volentieri, provincia di Alessandria, mettetelo in calendario, in luglio ad Acquiterme dal 10 al 14 la fiera di San Guido e chiaramente c'è musica, Acqui Rock Night, ma è soprattutto la possibilità di visitare il centro storico, una manifestazione automobilistica, il mercatino del bambino, Miss Reginetta d'Italia, il concerto del corpo bandistico e naturalmente la sagra della carne piemontese alla griglia, dello gnocco tricolore, della radiolata e farinata, gulp, dal 10 al 14 luglio. Acquiterme, Alessandria, fiera di San Guido. Andiamo in provincia di Padova, in Veneto, Gran Torto, la 119esima sagra di Sant'Antonio e della trippa Gran Tortana. Non un giorno qualsiasi, ma proprio il giorno di Sant'Antonio, sabato 13 giugno. Ricco stand gastronomico, splendida pista, musica e tanto divertimento. Se siete in zona, appuntamento a Gran Torto, Padova, la 119esima sagra di Sant'Antonio, 12, 13, 14, 15 e 16 giugno. Gran Torto, provincia di Padova. Santomenna, a saperlo dov'è, siamo in provincia di Salerno, Sapori del Sele, signori, fine luglio, venerdì 31, sabato 1 agosto e domenica 2 agosto, signori, tanta musica ma soprattutto piatti e prodotti tipici della Valle del Sele, roba anche qui assolutamente locale. Nerola, provincia di Roma, Castello di Vino, un'esperienza enogastronomica indimenticabile, un'occasione unica per turisti, wine lovers, siamo wine lovers un po' tutti quanti. Io sono passato quello di alcolato, che per il momento è ancora una schifezza. Influencer e appassionati di ogni tipo che vogliono conoscere le eccellenze, ammirare la bellezza e la storia del nostro paese. Nerola, Roma. Il luogo assolutamente romantico, all'ombra del maestoso Castello Orsini, l'abbinamento originale di vini per la manifestazione Castello di Vino, siamo certo che tutto questo vi conquisterà. E allora, prodotti tipici, street food nelle proposte per la cena del sabato, montanare fritte. Arriva una montanara, sono pizzette fritte condite con pomodoro, salumi, sale e zucchero, d'accordo? Cartocci con fritti misti e non può mancare la brace dove ci saranno arrosticini di pecora e salsicce locali. La domenica pranzo invece piatto protagonista i cellei nerolesi, una pasta tipica fatta in casa realizzata con sugo di pomodoro fresco con o senza peperoncino, ovviamente la brace e infine dolci tradizionali accompagnati dalle bollicine. Se siete in zona Roma, Fora di Bal, 13-14 giugno, Nerola, Roma, è stupendo questa idea sotto il castello divino. La polenta solidale. La polenta solidale in provincia di Cuneo a Roaschia questa domenica 14 di giugno. 5 motivi per esserci. Aspetta che guardo quali sono i motivi per venire alla polenta solidale di questa domenica a Roaschia in provincia di Cuneo.
ti gusti una buona polenta in compagnia, circondato da musica e montagne. Il ricavato sarà devoluto alla casa di riposo Istituto Imberti Grandi Sabaldieri, Cuneo, dove vanno molti dei nostri nonnini. Ti riempi la pancia con la nostra polenta ai formaggi e con lo spezzatino. Ho già fame. L'evento è garantito anche in caso di pioggia grazie alla tensostruttura. Ragazzi miei, potrete scoprire il piccolo ma splendido paese di Roaschia in provincia di Cuneo. La polenta solidale vi aspetta. Se siete invece in zona varese, andiamo a Carnago, la festa del pesce, signori e signori, e vai, spaghetti allo scoglio, tortelli alla ricciola con pomodorini, pennette al pesto, pennette al pomodoro, fritto misto di pesce, pesciolini fritti, grigliata di pesce, branzino alla piastra, seppioline con piselli, baccalà con polenta. Oh, ma si può fare un assaggio di tutto? Costata di manzo, verdure grigliate, zola e polenta, selezione di formaggi, panino con salamella, salamella con polenta, patatine, fagioli con cipolla e domenica 14 giugno la paella a pranzo. Signori, segnate giù, festa del pesce a Carnago in provincia di Varese, tensostruttura pro loco a Carnago, via Rione Bregana numero 2, 12, 13, 14, ma ancora 19, 20 e 21 di giugno. Ragazzi miei, penso di averne dette abbastanza. Roba buona! Se vi siete persi qualche cosa, ascoltate la replica di domenica a mezzogiorno o ancora meglio, cercate su Radio Libertà, su Facebook, su YouTube. È tutto magna magna. Grazie da Sammy Varin, da Simone in regia, ma è una minaccia. Io ritorno domattina alle 7:30. Avete ascoltato È tutto magna magna,